Bentrovati amici, la nuova puntata di Die Pro Die. Per conoscere meglio che cosa significa soccorso alpino ne parliamo con Alessandro Molino, che è il responsabile, il presidente insomma regionale. Sì, in Sardegna c'è un servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, un corpo nazionale volontario, e ci occupiamo di soccorsi in montagna o ambiente impervio in genere. Oggi siamo qui in occasione di una giornata importante, tanti ragazzi, 27 ragazzi che sono qui per conoscere meglio quello che è il vostro compito. Sì, questo è un campo organizzato dalla Protezione Civile Nazionale, curato dagli amici del CISOM di Sassari, che ci hanno invitato a partecipare a questa iniziativa, a questo campo scuola rivolto ai bambini delle scuole medie, dove noi abbiamo preso volentieri l'impegno di passare una giornata insieme a loro. Considerato che noi come Soccorso Alpino siamo una struttura operativa nazionale di protezione civile, prevalentemente facciamo ricerche disperse, abbiamo pensato di incentrare la giornata su questo tema, quindi stamane abbiamo fatto una piccola lezione di orientering, abbiamo fatto giocare i ragazzi su un percorso con le solite lanternine dove dovevano cercare i punti, trovarli, timbrare i cartellini e così via. Poi un piccolo lavoretto dimostrativo con le unità cinofile. La giornata proseguirà anche stasera, dove spiegheremo un po' meglio come è fatto e come funziona il soccorso alpino, faremo vedere le nostre attrezzature, gliele faremo anche provare e a fine giornata concluderemo proprio con una piccola simulazione di ricerca. Sicuramente una grande giornata a soccorso alpino, ma cioè il vostro compito poi in Sardegna, quante volte vi capita di essere impegnati in situazioni anche precarie o comunque situazioni negative? Sì, diciamo che il trend in Sardegna è in forte crescita, ormai con la pratica dell'escursionismo il forte richiamo va anche verso le zone dell'interno, che poi sono quelle di elezione per noi per gli interventi, parliamo del Supramonte, del Nuorese in genere. Stiamo assistendo a un incremento elevato del numero di chiamate. Attualmente questi ultimi anni siamo intorno alle 70-80 chiamate in un anno. Cioè, cosa succede a queste persone? Beh, il grosso si tratta di perdite di orientamento, quindi escursionisti che perdono il sentiero, oppure scivolate, cadute, alpinisti che restano bloccati in parete, speleologi che restano bloccati dentro le grotte, soccorsi in forra, e poi ci sono anche interventi su scala più elevata di protezione civile come alluvioni e altri eventi dove noi comunque concorriamo insieme a tutte le altre forze di protezione civile. In quanti siete come soccorso alpino qui in Sardegna? Quante unità siete? Sì, in Sardegna su un totale nazionale di 7.000 volontari siamo 150. Mica pochi, voglio dire. Sì, abbiamo 8 stazioni, 4 stazioni alpine e 4 stazioni speleo. Sì. Diciamo è un servizio regionale in crescita. Diciamo. Insomma, benvenga il soccorso alpino e benvengano poi queste giornate che vogliono insegnare ai ragazzi vivere meglio dentro l'ambiente. Credo che questa sia una cosa importante. Beh, un messaggio dal punto di vista sociale molto importante per loro. Con queste attività si riesce sicuramente a responsabilizzarli in maniera molto mirata e marcata, e sicuramente gli si fa capire che anche loro in un futuro, quando saranno più grandi, possono dare qualcosa agli altri, magari entrando a far parte delle associazioni di protezione civile, tra le quali anche il soccorso alpino. Insomma. Ma cosa vi chiedono questi ragazzi, cioè le domande che vi fanno, le domande più soventi che vi chiedono? Ma sicuramente quando ci sono i cani in giro... Quanti cani avete voi? Noi abbiamo 4 unità certificate attualmente in Sardegna, diventano le prime donne della giornata, e poi le curiosità spaziano dalle attrezzature che utilizziamo, come si usa questo, dove intervenite, è difficile, in grotta, in parete e così via. Le curiosità sono varie, insomma. Grande giornata, 27 bambini, abbiamo già detto, noi ci siamo già occupati proprio quando si stava allestendo poi questo campo, lo ricordiamo, siamo qui nel parco di Bunari, questo oggi giornata, lo ripetiamo, dedicata al Corpo Nazionale Soccorso Alpino. In compagnia, ripetiamo anche questo, di Alessandro Molino, non mi sono dimenticato il tuo cognome, tu sei di? Io sono originario di Buduso e poi vivo a Sassari da un bel po' di tempo, insomma. Sì, ma gran parte del lavoro però è più nel centro della Sardegna oppure... Allora, il grosso dell'attività è Nuorese Ogliastra più il Sulcis Eglesiente, che insomma si bilanciano come numero di interventi nell'arco dell'anno. Poi le altre province, compreso il Sassarese, gli eventi ci sono, però sono numericamente meno consistenti. E quante volte vi capita di stare in mezzo ai bambini e far conoscere meglio il vostro corpo? Ma sono occasioni non frequentissime, però insomma ogni tanto riusciamo con le scuole e così via ad organizzare attività di questo tipo. Insomma.
Bene, un augurio di buon lavoro da parte nostra a tutti quanti voi e viva il Corpo Soccorso Alpino, in gamba, buon lavoro. Ok, a presto, grazie, ciao. E questo bellissimo cagnolino si chiama Asgard, è importantissimo per la vita poi di questo corpo. Sì, è assolutamente importante perché grazie a lui riusciamo a risolvere diversi interventi e soprattutto in tempi molto rapidi senza l'utilizzo di molte persone. Comunque dimezziamo i tempi e riusciamo sicuramente ad avere dei risultati maggiori in breve tempo e concreti. Cosa è successo questa mattina e quali sono stati gli esercizi che tu hai proposto a tutti questi ragazzini? Allora, siamo arrivati sicuramente stamattina molto presto, dopo una notte quasi passata in bianco. Siamo arrivati e abbiamo sicuramente trovato dei ragazzi super entusiasti di questa giornata e sicuramente molto motivati. Ho visto con la pallina, con questa pallina blu che la tiravano, cioè qual era Sì, allora l'esercizio? In poche parole io grazie a una pallina riesco a far fare a lui qualsiasi tipo di cosa, anche abbinato comunque ad altre persone, non solo esclusivamente sul conduttore, grazie comunque anche a lui che mi aiuta in questo esercizio qua. Diciamo che abbinando la pallina allo straccetto, utilizzando gli attrezzi e facendo determinati lavori, chiunque riesce a utilizzare il cane e chiunque riesce a fargli fare qualsiasi tipo di cosa senza nessun tipo di problema. Cioè il compito del cane poi in caso di problemi, per esempio gli escursionisti, faccio un esempio, che possono avere dei problemi, qual è il compito del cane? Allora, il compito del cane è sicuramente andare e trovare un escursionista che in quel momento è in difficoltà, non riesce a rientrare e a trovare il sentiero, a trovare la strada del ritorno. Grazie comunque al cane riusciamo ad individuare la traccia all'interno della zona, scandendola perfettamente a pieno e diciamo che riusciamo ad aiutare un escursionista che in quel caso si trova in difficoltà a rientrare ed essere soccorso con i dovuti mezzi. Allora, voi avete 4 unità cinofine, abbiamo detto questo è un border collie. Border collie, sì, quello che solitamente vediamo nelle pubblicità bianco e nero, diciamo. Ma cioè la razza, voglio dire, fa la differenza? Assolutamente sì. Allora, questa razza qua sicuramente è una delle razze più agili in assoluto e grazie comunque a questo tipo di razza qua riusciamo a coprire tutti i tipi di territorio che abbiamo qui in Sardegna, dai più impervi ai più difficili, tipo se andiamo a pensare ai terreni solcati che abbiamo su nel Supramonte, nel calcare, tutto quanto. Grazie al suo peso e alla sua agilità riusciamo comunque a battere le zone senza nessun tipo di problema. Contiamo anche sulla resistenza di questo cane qua, perché comunque è una resistenza, come avete potuto notare oggi, infinita. Sotto il sole, tra l'altro. Sotto il sole, poi 1000 bambini che comunque gli fanno le coccole, lo chiamano, gli lanciano la palla, cercano comunque di interagire con lui. Lui morirebbe sfinito da questi giochi qua senza rendersene conto, perché comunque ha una resistenza infinita e grazie a questa comunque riusciamo anche durante l'estate, durante periodi più caldi comunque che abbiamo qui in Sardegna, a battere le zone senza problemi. Certo, non possiamo pretendere che il cane faccia una ricerca allo stesso modo che in estate. No, in estate che d'inverno, diciamo, perché comunque le temperature sono diverse, mentre in inverno posso pretendere che il cane lavori esagerando anche 5-6 ore,
In estate posso pretendere al massimo un'ora, un'ora e mezza, ma non perché il cane si ferma, perché comunque lo fermo io prima che il cane abbia dei problemi. Allora, io vi faccio i complimenti, lo ricordiamo, siamo in compagnia del Soccorso Alpino, in compagnia di Asgard, che è un cane meraviglioso, ma quanto bisogna amare poi gli animali, i cani in questo caso? Perché voi ci lavorate insieme, quindi... Io guardi, con lui lavoro quasi un'ora, un'ora e mezza al giorno. Non faccio solo ricerca, perché comunque fare solo ricerca per un cane di questo tipo sarebbe essere a riposo, diciamo. Io utilizzo lui per fare l'agility, come abbiamo visto prima, lo faccio a livello nazionale, abbiamo anche un campo di addestramento e lo facciamo proprio a pieno, tutti i giorni è la nostra attività, l'agility, che lui adora tantissimo, lui vivrebbe di agility e ricerca. Perché si diverte? Perché si diverte e automaticamente sfoga tutta l'energia che ha da sfogare tutti i giorni senza nessun tipo di problema. Insomma, viva allora questi cani, viva il Soccorso Alpino della Sardegna, lo ricordiamo, oltre 150 persone che lavorano nella nostra isola per fare in modo, insomma, di vivere anche più tranquilli in caso di qualsiasi problema. Bene Andrea, noi ti ringraziamo naturalmente anche il cagnolino, ringraziamo voi che ci avete guardato fino a questo momento e viva il Soccorso Alpino, insomma un plauso a tutti voi e buon lavoro per questa stagione estiva, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Die Pro Die. In collaborazione con